Mio figlio vittima dei bulli con 7 giorni di prognosi, parla ai nostri microfoni il padre del ragazzino di 12 anni picchiato in una scuola del Miranese durante le lezioni. Rintracciata la sorella del professore morto da 7 anni nella sua casa di Dorsoduro, non ci sentivamo da 10 anni, ha detto l'anziana, a lungo interrogata dai carabinieri. Spiraria di Bufera Palazzo di Giustizia sul protocollo che fissa nuove regole per le pratiche d'accesso in tribunale dei richiedenti asilo. Pietra dello scandalo, la richiesta di certificato medico. Dramma a Teglio Veneto, una 58enne si sente male, si reca alla guardia medica che le diagnostica una semplice bronchite, la donna rientra a casa e dopo 2 ore muore. Braccio di ferro tra residenti, commercianti e ambulanti di via Colombo a Mestre, al centro del contendere la ZTL che alcuni vorrebbero vedere chiusa, e per questo è iniziata una raccolta firme. Svolta sul progetto di ampliamento del porto di Pila e della marineria di Porto Tolle, la Regione vara lavori di somma urgenza. Dopo le proteste, la richiesta dei pescatori: vogliamo lavorare. Incidente durante il trasporto del materiale destinato alla mostra Venice Secrets. Ieri pomeriggio una cassa contenente uno scheletro umano del valore di 50.000 euro è finita in acqua, dispersi sott'acqua un braccio e un piede. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda di bullismo che si è verificata in una scuola del Miranese, vittima un ragazzino di 12 anni. Oggi parla il papà. Sentiamo. Si è trovato questo suo compagno, questo che io ripeto definisco bulletto, alle spalle, che lo ha invitato a seguirlo per, non so, giocare con la neve, presumo, far dispetti ad altri. Mio figlio ha eseguito l'ordine tassativo impartito da noi genitori di non averci più nulla a che fare e si è rifiutato. Al rifiuto questo ragazzino ovviamente gli ha scagliato questo blocco che io personalmente ho visto, cioè quasi di 2,5 kg in pieno volto. Le conseguenze in ospedale sono state con una prognosi di 7 giorni, con un trauma cranio-facciale, delle frattaglie che gli sono finite in un occhio, quindi occhio gonfio, non riusciva ad aprirlo. A parlare in forma anonima per tutelare il figlio è il papà del 12enne vittima di un episodio di bullismo da parte di un compagno in una scuola del Miranese. Una vicenda con i contorni da definire, su cui il padre vuole però chiarezza. Prima di questo episodio, infatti, i genitori del 12enne erano stati convocati perché si sarebbe reso responsabile di alcuni comportamenti poco consoni, di cui ha ammesso le responsabilità, e per cui sarebbe stato necessario un provvedimento disciplinare, nello specifico svuotare i cestini delle classi, ora sospeso. Una volta a casa, però, il ragazzino avrebbe raccontato la sua versione. Lui si è assunto intanto le sue responsabilità, quindi se le è prese sulle cose che ha fatto lui. Sulla maggior parte delle cose che purtroppo sono successe in quella classe in particolare, purtroppo ha addebitato a questo ragazzino, ma solo a casa, e non lo ha fatto in presenza delle insegnanti e in presenza del compagno in questo caso, per paura di ritorsioni. Dall'altra parte ci sarebbe il bulletto che ha lanciato il blocco di ghiaccio, già protagonista di episodi sul generis, a detta di questo papà. Ho avuto modo di appurare che al mattino, durante l'entrata a scuola, fa di tutto per rompere le scatole agli altri suoi compagni, quindi strattonandoli per lo zaino, lanciandoli per terra. Secondo questo papà, che nel frattempo si è recato dai carabinieri per formalizzare la querela, una volta appurata ogni singola responsabilità bisognerebbe agire di conseguenza. La pena esemplare potrebbe essere quella di prendere questo bambino, e quello che doveva fare mio figlio, farglielo fare a lui. Io non chiedo, per dire, i lavori forzati, sono sempre bambini, però comunque chiedo intanto innanzitutto le scuse da parte dei genitori di questo bambino, che fino ad oggi, ripeto, non ho mai ricevuto e mai sentito. Ed ora torniamo a parlare del referendum di separazione tra Mestre e Venezia, con una notizia arrivata nel tardo pomeriggio da Roma. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale contro la deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 13 marzo scorso, che aveva portato all'indizione del referendum consultivo per domenica 30 settembre 2018, un nuovo capitolo della vicenda che non mancherà di creare ulteriori dibattiti per un percorso che
che sembra non avere fine. Ed ora le nuove regole per le pratiche di accesso al Tribunale da parte dei richiedenti asilo. Pietra dello scandalo la richiesta del certificato medico. Il governatore Zaia dice che si tratta di una scelta sensata, ma sentiamo. Noi siamo assolutamente concordi, mi spiace per quelli che si stracciano le vesti, che dicono che così non esiste, però dico che sostanzialmente è giusto che ci sia anche questo rigore. Il protocollo che detta nuove regole per i richiedenti asilo ha avuto come primo risultato lo scontro durissimo fra gli oltre un centinaio di avvocati aderenti a Giuristi Democratici e all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e l'Ordine degli Avvocati di Venezia, che quel documento ha sottoscritto con il Presidente del Tribunale. Nella nota di chiarimento pubblicata da questi ultimi si precisa come l'intento del documento sia quello di assicurare una gestione dei procedimenti maggiormente efficiente, ma non è bastato a rincuorare gli animi che, se possibile, si sono ancor più surriscaldati. Fra le questioni dibattute che hanno fatto gridare allo scandalo, quella delle certificazioni mediche, ritenuta una discriminazione bella e buona. Ma sulla vicenda l'opinione pubblica e il mondo della politica sono divisi. Per il Presidente della Regione Luca Zaia quel protocollo è sensato e tutt'altro che discriminatorio. Stiamo parlando anche di cittadini che vengono da contesti del mondo e da paesi nei quali non ci sono profilassi, non ci sono, diciamo, quelle attività di prevenzione che magari in altri paesi si fanno. Quindi io non ci vedo nulla di scandaloso rispetto a quello che hanno scelto di fare al Tribunale di Venezia. Il livello di tensione resta comunque alto. ASGI e Giuristi Democratici chiedono all'Ordine degli Avvocati e al Presidente del Tribunale di Venezia di non attivare il protocollo, auspicando un incontro per discutere e condividere possibili soluzioni razionali ed eque. Ed ora la vicenda del professore trovato morto in casa dopo 7 anni. I carabinieri hanno rintracciato la sorella. Ultimi accertamenti dei carabinieri di Venezia sull'identità della salma dell'uomo trovato mummificato nell'appartamento in cui viveva in Calle del Cristo a Santa Marta, Venezia. Era lì da almeno 7 anni. Per fugare ogni dubbio si attende l'esito di un esame specifico e la comparazione col DNA della sorella che vive al Lido, Illiria Baschetti, che i carabinieri nel frattempo sono riusciti a rintracciare. Si è recata in caserma per fornire la sua versione dei fatti e aiutare i militari a ricostruire il passato di Lelio Baschetti, con cui aveva perso i rapporti da molto tempo, sia lei che il marito, cognato dell'uomo. Un'ulteriore conferma sull'identità del cadavere mummificato potrebbe arrivare anche dall'analisi delle protesi dentarie. Intanto continuano le indagini per capire cosa sia accaduto nelle fasi precedenti alla morte. Risulta un ultimo prelievo effettuato al bancomat nel settembre 2011, quando l'uomo aveva 68 anni. Nel suo portafoglio uno scontrino che lo certifica insieme a una parte del denaro. Forse è proprio quello il giorno in cui è morto. Baschetti viveva da solo e prima di morire era riuscito a spendere circa 300 euro. Su questi conti e sugli ultimi movimenti stanno indagando i carabinieri. L'uomo era anche stato cancellato dall'anagrafe a 2 anni dal 2011, ma intanto l'INPS aveva continuato a versare la pensione sul suo conto corrente, che adesso è stato per forza di cose sequestrato. Al momento non è ancora stata decisa la data per i funerali. Dramma a Teglio Veneto, una donna di 58 anni è morta 2 ore dopo essere stata visitata dalla guardia medica. Sentiamo. Paralizzate le gambe, costretta in sedia a rotelle, diabetica e obesa, accusa improvvisi forti problemi respiratori e dopo una visita con la guardia medica che le diagnostica una semplice bronchite muore ad appena 2 ore dalla visita. La disgrazia Teglio Veneto a fine gennaio scorso, vittima del caso di malasanità finito in procura a Pordenone dopo la denuncia ai carabinieri, una 58enne del posto. Il marito di 61 anni denuncia inoltre di come la guardia medica fosse arrivata ben 4 ore dopo la chiamata, ovvero alle 14:30 rispetto alle 11 del mattino, e soprattutto il fatto che le fosse stata diagnosticata una semplice bronchite curabile con dei blandi farmaci per la tosse. Quindi la corsa in farmacia e al suo rientro a casa dopo appena mezz'ora dalla sua assenza la moglie già non respirava più, giaceva esanime e priva di vita sulla carrozzina.
Messaggi audio in spiaggia per sensibilizzare i bagnanti a contrastare i commercianti ambulanti abusivi. È una delle misure discusse nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Venezia per contrastare la vendita irregolare di merci sull'Arenile. I turisti saranno debitamente informati attraverso i messaggi audio messi a disposizione appunto dai comuni, mentre sono previste sanzioni nei confronti di chiunque venga sorpreso ad acquistare merce irregolare in spiaggia. In più, sempre in ottica di contrasto all'abusivismo, saranno formate delle unità specifiche dei corpi di polizia locale. A Mestre ora in via Colombo, dove è lite tra i residenti per la ZTL. Sentiamo. Secondo lei bisognerebbe richiudere la ZTL, cioè bloccare il traffico in entrata qui in via Colombo? Secondo me sì, perché il traffico come adesso non si è mai visto nei tempi scorsi, quindi bloccare così il traffico di macchine, quelle che devono passare, noi vediamo code costanti anche al semaforo di via Carossa, cosa che fino a qualche tempo fa non c'era. C'è più traffico sicuramente, però ha avuto una bella idea, perché logicamente si muove meglio. Prima doveva fare il giro, uno che deve andare in Corso del Popolo doveva fare tutto il giro per via Ancona, e quindi è stata una bella soluzione per me. Stessa età, pensiero diverso e braccio di ferro tra residenti, commercianti e ambulanti di via Colombo a Mestre. Al centro del contendere la zona traffico limitato, che alcuni cittadini vorrebbero vedere richiuse. Per questo, riunitisi in comitato pro, hanno firmato una petizione raccogliendo per la verità soltanto un centinaio di firme da un paio di mesi sulla scrivania dell'assessore di reparto. Dovrebbero richiuderlo. Perché dovrebbero richiudere? Perché ci sono code di macchine, fino il tram non passa più. Uno che prende il tram per andare a Favaro non arriva più perché ci sono code di macchine. Quindi si blocca proprio tutto l'incrocio. Io trovo che sarebbe meglio che chi è in macchina facesse un giro un po' più ampio e lasciare il centro libero dalle macchine. Polemica inutile e sterile per il versante opposto. Il commercio è migliorato e l'aria che si respira pure. La replica degli ambulanti, metaforicamente parlando. La gente c'è, viene a piedi? Sì, viene a piedi, abbastanza sì. Anzi, io sono contento che c'è questa... C'è un bel flusso di gente, dice. Sì. Ad avere il polso della situazione con i commercianti. Più gente in giro un po', ecco. Quindi vede un passaggio aumentato? Un po' di più, sì. Si sta bene adesso qua, dai. Anche il versante dei pedoni. Giriamo sempre a piedi per il centro di Mestre, non è che abbiamo chiara la sensazione di cosa può accadere al traffico automobilistico, però mi sembra che tutto sommato sia normale. Per i residenti il vero problema del centro mestrino sarebbe di altra natura. Ma sa cosa dovrebbero fare qua a Mestre? E parcheggi gratis, non da pagare, quello devo chiedere. Ed è da qui che l'amministrazione comunale dovrebbe ripartire con i progetti. Il parcheggio è una cosa molto difficile. Per fortuna qua in centro c'è adesso, fino che è possibile, l'Umberto I, lì dove c'è l'ospedale vecchio, e quindi può darsi che lì delle volte trovi posto. Però a Mestre è sempre stato un problema per il parcheggio. Ed ora la pubblicità, linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di quartiere Pertini, dove questa mattina sono iniziati i rilievi per far partire i tanto attesi lavori di riqualificazione. La piazzetta deve ritornare a splendere, perché questo è il punto di aggregazione di una periferia intera. È il punto, diciamo, il fiore all'occhiello di come si vuole affrontare i nodi di un quartiere popoloso quale è quello del Pertini. Non abbassano la guardia i residenti di quartiere Pertini a Mestre, che dopo incontri con le istituzioni, proteste e iniziative per riqualificare al meglio la zona, continuano a monitorare la situazione, mentre sono iniziati i rilievi nella cosiddetta piazzetta della Vergogna. I lavori devono iniziare già da subito. Da quello che abbiamo visto noi,
oggi stanno facendo i rilievi, ma subito dopo dovranno bandire la gara per i lavori stessi. Quindi staremo sotto alla Zaccariotto, sotto alle promesse che sono state fatte e pretendiamo che vengano rispettate. I residenti non mollano e sono determinati a far rinascere quello che un tempo era uno dei migliori quartieri. Da qui un ulteriore messaggio alla politica, soprattutto quella locale. La politica, deve partire dai quartieri, dalle periferie, cominciare a riprenderci in mano le situazioni che questa gente vivono. Voi sapete tutti che abbiamo un quartiere di quasi 5.000 anime che ha necessità di avere strutture e soprattutto di seguire gli anziani. Questo è un quartiere piuttosto anziano, quindi c'è questa necessità. Svolta nel progetto di ampliamento del porto di Pila e della marineria di Porto Tolle dopo l'ennesima protesta dei pescatori. Sentiamo. Un nuovo dragaggio di somma urgenza della Bocca di Porto e il via libera al progetto più vasto e impegnativo di allargare e approfondire l'attuale canale di accesso sono i primi 2 interventi del cronoprogramma della Regione Veneto in difesa del porto di Pila e della marineria di Porto Tolle, resi noti ieri nell'incontro fra gli assessori Panna, Corazzari e De Berti con le cooperative dei pescatori di Pila, le associazioni di categoria e i rappresentanti istituzionali, mentre fuori andava in scena l'ennesima protesta dei pescatori. Abbiamo il porto in secca. Con gli scavi non succede niente, bisogna fare i scavi con le dragare e fare un scavo profondo per vedere se riusciamo a andare avanti. Un intervento concreto, un intervento con dighe, e noi abbiamo i pescherecci e di tanto in tanto ci incagliamo nelle secche e non riusciamo ad uscire, ad andare a lavorare, una strada per andare a lavorare. Sono gravi le condizioni nelle quali versa uno dei primi porti in Veneto per numero di imbarcazioni e volume di pescato, vittima dell'interramento causato dalle continue mareggiate che ostruiscono di sedimenti la bocca di porto e i fondali della laguna di Barbamarco. C'è bisogno di un progetto strutturale, un progetto cui stiamo studiando e stiamo portando avanti da tempo per naturalmente permettere un'uscita definitiva e un lavoro definitivo che appunto non ci faccia sempre vivere con questa emergenza. Stiamo definendo con sistemi territoriali la progettazione che verrà poi portata nei tavoli romani con la costituzione del futuro governo. E però l'atteggiamento della Regione è stato stigmatizzato dall'opposizione che contesta i continui interventi con la formula della somma urgenza. Il fatto che negli ultimi 4 anni, si legge in una nota del gruppo consigliare del PD, siano stati spesi ben 2 milioni con questa modalità senza risolvere niente la dice lunga sull'assenza di programmazione della Giunta. C'è però da dire che lo scorso anno il governo nazionale ha stanziato 40 milioni per i porti, ma a Pila non è arrivato nemmeno un centesimo. Incidente durante il trasporto del materiale destinato alla mostra Venice Secrets, Crime and Justice, in programma dal 31 marzo. Vediamo cosa è successo. L'incidente ha dell'incredibile. Tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì, pochi minuti dopo le 14, quando un trasportatore ha perso la presa durante le fasi di scarico dei materiali da esposizione destinati alla mostra Venice Secrets a Palazzo Zaguri del prossimo 31 marzo. Una cheba veneziana, strumento a forma di gabbia del 1500 realizzata in ferro e legno, contenente uno scheletro umano del valore di 50.000 euro, è scivolata in acqua inabissandosi nella zona dell'approdo di Santa Maria del Giglio. Subito è stato attivato il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia, che ha riportato in secca la cheba, all'interno della quale però è risultato evidente il danneggiamento dello scheletro privo di un braccio e di un piede. I resti, parte di una collezione privata, sono stati analizzati dal medico legale Antonello Cirnelli. Ora gli organizzatori della mostra stanno valutando la possibilità e la convenienza di un secondo intervento di recupero del materiale che giace sott'acqua e che, trattandosi di una salma umana, è reperto unico e non replicabile.
Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG torna 20:10 in studio con Ferdinando Avarino, Stefano Fracasso, capogruppo del PD in Regione Veneto, ed Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, sempre in Regione Veneto. E poi alle 21:15 torna la Zanzega, questa sera al tavolo di Lele Marcassa si parlerà di colline con immagini uniche e poi dell'emigrazione dei triveneti nel mondo. Appuntamento quindi alle 21:15 questa sera e poi in replica domenica alle 17 con la Zanzega. Ed è tutto per l'edizione veneziana. Ci salutiamo con le previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Prevale l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque su tutte le regioni. Andiamo nel dettaglio di giovedì 22 marzo cominciando dal Veneto. Sarà una bella giornata caratterizzata dal sole ovunque, su tutti i settori il cielo si presenterà praticamente sereno e limpido. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime risulteranno essere sotto zero e saranno comprese tra -4 e 0 gradi, valori massimi invece tra 7 e 9 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà ampiamente soleggiato, non sono previste piogge, il cielo sarà sereno su tutti i settori. Temperature minime fredde tra -3 e -1 grado, valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi. Poche novità se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, cielo poco nuvoloso sui confini alpini, sereno invece altrove. Temperature minime tra -4 e -2 gradi, massime intorno ai 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.